Emilia Romagna, il numero 11 col destro, pallone sulla traversa e poi si allontana l'occasione, il destro di Mascolo, calcio d'angolo, il sinistro di Tavgui sul primo palo, attenzione, forse un braccio, e questo è un episodio molto dubbio, forse un braccio dell'Emilia Romagna, ma si gioca. Tavgui col destro, rimette al centro, colpo di testa, non va. Remedi apre lunghissimo per Kouamé, che può andare a correre. Kouamé è solo davanti a Mazzoleni. Kouamé al pallone sul destro e va in vantaggio con un gran gol la Toscana al 21esimo. La corsa inarrestabile di Kouamé a toccare il pallone all'olio, farlo proseguire, poi sbaglia il difensore della Toscana. Krasniqi, esce il portiere, c'è calcio di rigore. Va Blasi con il destro, spiazzato Torre, il pareggio del Lazio con Blasi. Esplode la panchina del Lazio. Ha pareggiato su calcio di rigore al 26esimo la squadra di Macidonio dopo il vantaggio di Kouamé. Parte con il destro e c'è il gol della Toscana con Remedi, ma questa è una papera di Mazzoleni. Tutt'altro che irresistibile la punizione di Remedi e torna in vantaggio la Toscana al 6° minuto della ripresa. Partita in profondità, la gran palla per Cragno. È defilato, però Cragno deve aspettare l'intervento di qualche compagno, se ne va sul fondo Cragno, poi l'uscita e il 3-1, il gol di D'Abrunzo, la grande azione di Cragno e D'Abrunzo, il gol del 3-1 della Toscana. E adesso la partita prende un padrone al 15esimo e la Toscana in posizione regolare. Adesso Farricello che può andarsene, Farricello, il destro di Farricello, che gol di Farricello, il vantaggio della Campania. Adesso attenzione al contropiede della Campania, non c'è fuorigioco perché siamo da questa parte, è solo Scherma, è solo, esce Brunacci, Scherma col pallonetto, è solo Gargiulo, Gargiulo finisce qui, game set and match, ha vinto la Campania, primi 3 punti per la squadra di Di Pasquale. Intanto attenzione perché c'è Rover che entra in area, tiro a rete! Il Veneto è in vantaggio, bastano 7 minuti al Veneto per sbloccarla, la sblocca Rover. Mattia Ferrazzo che evita un avversario, prova a mettere in mezzo, c'è la reazione, rete! 2-0 per il Veneto quando siamo giunti all'11esimo. Bernardi che va al lancio lungo verso Barbon, Barbon che riesce, viene forse messo a terra, calcio di rigore. Il numero 17 Rover che ha già firmato la prima rete, fischia l'arbitro, parte Rover, rete. Rover del Veneto sicuramente tra i più bravi in campo, servire Barbon, Barbon che entra in area, prova il tiro, la rete. 19esimo minuto, è il 4-0, riesce ad intervenire il numero 4 però Nicola Cavagna, però è ancora il Veneto che prova a mettere in mezzo per Tricarico, rete. È bastato un minuto a Tricarico per metterla dentro, va a mettere il suo nome nel tabellino, gli è bastato un minuto, come detto, 5-0 in favore del Veneto.